più grandi economisti che abbiamo in Italia. E io lo seguo da un po', lo seguo dal web, dalle sue interviste del web, lo seguo dei suoi testi. Perché Nino Galloni? Perché ha tutto un percorso storico importante secondo me, e quello che ci manca oggi è un po' una visione insieme storica, anche storica economica. E Nino Galloni fa tutto un percorso, un excursus, infatti il suo libro Chi ha tradito l'economia italiana parte insomma da un certo periodo. Quello che volevo dire, insomma, che penso che in questo momento così difficile abbiamo bisogno noi, soprattutto qua nella nostra terra, il nord-est, lo sappiamo bene che situazioni, io insomma sto seguendo varie aziende e sappiamo bene qual è la situazione attuale economica, e quindi per capire dove stiamo andando bisogna anche avere una conoscenza del nostro passato, perché siamo arrivati a questo punto. Ecco, io la domanda che mi sono fatta già da diversi anni, che mi sono messa, io non sono economista, ho una laurea in scienze politiche, però l'economia mi piace e da un paio d'anni a questa parte mi ci sono un po' addentrata e tra i tante persone in gamba che abbiamo c'è Nino Galloni. Basta, non aggiungo altro, non voglio portare via a tempo a Nino Galloni perché lo ritengo veramente tempo prezioso, il suo, e poi magari finito passerò la parola a voi con le vostre domande. Grazie a tutti ancora. Adesso quindi diciamo che oggi parlerò a braccio di più, adesso vediamo se andrà bene. In ogni caso, per approfondire quello che vi sto dicendo abbiamo due strumenti. Il primo è che mi farete tutte le domande che vorrete e io cercherò di rispondere. Il secondo è che comunque poi per approfondimenti ci sono i libri là fuori, e quindi eventualmente chi volesse farlo è destinato a leggersi questi testi. Innanzitutto io vorrei cominciare con due considerazioni, poi alla fine dovrò dire qualcosa anche sull'Electrolux. Quando io ho cominciato a inserirmi nella pubblica amministrazione, e non solo, purtroppo parliamo di più di 35 anni fa, c'erano due grandi differenze rispetto a oggi. La prima è che il management delle grandi imprese si vantava: ah Nino, abbiamo assunto 1000 persone, abbiamo aperto all'estero, abbiamo superato l'azienda tal dei tali. Quindi il fatto di fare occupazione, di fare investimenti era un punto di orgoglio per un manager. La seconda cosa, quando io entrai nell'amministrazione nel 1979, dopo un concorso fatto nel 1978, c'era un superiore che era molto preparato. Sopra di lui avevamo una dirigente, una donna straordinaria. Sopra questa dirigente c'era un direttore generale, non vi dico quanto era bravo. E anche nei partiti era così. Io che avevo l'avventura, la fortuna di frequentare i vertici di questi partiti, c'erano persone notevoli, anche nei sindacati. Man mano che si saliva nella scala gerarchica si trovavano persone. Nel giro di pochi anni è cambiato completamente. Quindi i manager si vantavano di aver chiuso aziende, di aver tagliato teste, di aver licenziato persone, e tutt'oggi purtroppo troviamo bravi impiegati, bravi funzionari nelle amministrazioni, troviamo in tutti i partiti a livello di base persone con cui si può dialogare e via dicendo, idem nei sindacati. Come saliamo nella scala gerarchica, un incubo. Cioè più si sale nell'amministrazione, nelle grandi aziende,
né i sindacati né i partiti politici e si trova il peggio. Allora, come siamo arrivati a una situazione del genere? Allora, fino al 79, stavo dicendo, non era così. Ma perché? Cosa c'era fino al 79? Cosa c'è stato fino al 79? Ma che fondamentalmente abbiamo goduto dell'abbrivio di due grandi decisioni prese subito dopo anzi non era nemmeno finita la seconda guerra mondiale, a Bretton Woods, che riguardavano la moneta e i rapporti fra gli stati, perlomeno gli stati che corrispondevano a un certo tipo di giro, di alleanza. Quindi avevamo fino agli anni 70 una situazione che consentiva agli stati nazionali di avere una sovranità monetaria. Che cosa significa? Significa che lo Stato può anche programmare una situazione di pareggio del bilancio, cioè tanto mi entra di tasse, tanto spendo per funzionare. Dopodiché ci sono due possibilità: fare investimenti in disavanzo per infrastrutture, per la ricerca, per tutte quelle cose su cui i privati non si impegnano perché la redditività è troppo differita, o al limite mantenersi nell'ambito del pareggio. Vediamo le due ipotesi. Nella ipotesi di fare investimenti in disavanzo, lo Stato poteva, fino grosso modo all'82, o chiedere alla Banca d'Italia di stampare moneta, visto che dopo il 1971, non essendoci più nessun legame con l'oro, la moneta costa zero. E voi dite, ma come fa a costare? Costa zero perché poi, siccome serve per pagare le tasse, comunque il suo valore è quello che serve per pagare le tasse. Quindi lo Stato stampa moneta per finanziare la propria spesa in disavanzo, fa opere, fa infrastrutture, crea lavoro, finanzia la ricerca e poi recupera con le tasse. Questo si regge perfettamente in piedi. Dov'è che non funziona questo discorso? Quando le capacità produttive e tecnologiche non sono in grado di corrispondere ai possessori di moneta il corrispettivo in beni e servizi. Ma siccome dopo gli anni 70 l'umanità, per la prima volta nella sua storia, è stata in grado tecnologicamente e produttivisticamente di approntare tutti i beni e servizi che la gente chiede, il rischio di un esito inflattivo derivante dallo stampare moneta è stato evitato, a differenza che nel passato. Vi faccio un esempio: nel XVI secolo arrivarono gli ori e gli argenti dal Nuovo Mondo. La gente pensava che il valore della moneta era legato all'oro, invece l'oro faceva da freno. Nel momento in cui hai tolto il freno, perché è arrivato l'oro e l'argento ed è stato monetato, la gente andava per comprare soprattutto prodotti alimentari, vestiario eccetera, ma non c'era, perché le capacità tecnologiche del XVI secolo, pensate che il modo più efficiente di produrre energia era bruciare i noccioli delle olive, per capire di che stiamo parlando, e quindi non ce n'era. Quando c'è la moneta ma non ci sono i prodotti, come succede dopo le guerre, perché è distrutto l'apparato produttivo e industriale, è ovvio che scoppia l'inflazione. Guardate che una cosa del genere è successo col primo movimento dei forconi in Sicilia, perché siccome avevano bloccato i rifornimenti ai supermercati, i prezzi erano andati su, perché la gente andava per fare la spesa, non c'era niente e i prezzi schizzavano. Questo è l'unico caso in cui un aumento della produzione, diciamo così, di moneta può determinare un effetto inflattivo, perché non si trovano i prodotti. Ma oggi siamo in una situazione di esagerata abbondanza produttiva, anzi poi di questo, se c'è tempo, parleremo. Prima accennavamo al problema della decrescita del PIL, degli indicatori del benessere, ma adesso voglio mantenermi
mantenermi nel mio ragionamento. Quindi in buona sostanza con la sovranità monetaria gli stati potevano finanziare i propri investimenti produttivi che creavano occupazione, creavano infrastrutture, eccetera, eccetera, ma in caso di situazioni di pareggio del bilancio, noi abbiamo bisogno ugualmente della sovranità monetaria, e questo è un problema corrente, perché se io stanzio una somma per determinate spese, per legge deve esserci copertura, poi vado a impegnare questa somma, la copertura c'è, poi per esempio faccio una gara per, che ne so, rifare la facciata di un ministero, un artigiano vince la gara, mi sistema la facciata del ministero, ha pagato gli operai, ha pagato la vernice, ha pagato quello che ha pagato, va a farsi pagare dallo Stato che aveva stanziato, impegnato e messo a gara il corrispettivo di questa attività produttiva, e lo Stato cosa dice? E non ho i soldi. Aspetta, sì, va bene, eccetera. Dopodiché lo Stato, che quindi ha un problema di cassa, non di competenza, se vuole pagare questo disgraziato, si deve indebitare se non ha sovranità monetaria. Cioè deve chiedere moneta al mercato, emettere dei titoli, magari, come nel caso italiano, ad alto tasso di interesse. Quindi è un disastro. Se c'è sovranità monetaria, lo Stato può emettere titoli a basso tasso di interesse, come è stato fino a prima del 1982. Dopodiché, se i mercati non assorbono quei titoli, perché il tasso di interesse è troppo basso, allora la banca centrale, nel caso nostro la Banca d'Italia, stampa moneta, come faceva anche la Banca d'Inghilterra, e continuata a fare la Banca d'Inghilterra tuttora, e compra quei titoli che mancano, così il tasso di interesse rimane basso. Nel 1982 il mio ministro Beniamino Andreatta manda una lettera al governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi e gli dice: ma non pensare di essere più tenuto a comprare quella componente di titoli che io non vendo, non comprarla. Carlo Azeglio Ciampi risponde: sì, va bene, grazie, e da quel momento cambia la storia dell'Italia, perché dal 1982 lo Stato, grazie a queste due lettere, non ha più avuto sovranità monetaria. Cioè, quando aveva bisogno di denaro per il proprio fabbisogno e per i propri investimenti, doveva non solo emettere titoli da offrire al mercato per approvvigionarsi di moneta, che avrebbe potuto stampare lui o farla stampare dalla banca centrale, ma la banca centrale nemmeno compra quella componente, diciamo così, marginale dell'offerta di titoli del giorno, per cui il Tesoro è costretto ad offrire tassi di interesse più alti per coprirla. Io elaborai una simulazione su quella che sarebbe stata la conseguenza di quella decisione, che mi portò nel 1982-83 a dire al mio ministro: guarda che se continuate su questa strada i tassi di interesse cresceranno così e così, dovremo emettere titoli per pagare gli interessi, il debito pubblico raddoppierà, supererà il PIL, conseguentemente con alti tassi di interesse l'orizzonte temporale delle imprese si accorcerà, aumenterà la disoccupazione giovanile. E lui mi disse che erano cose sbagliate, perché il debito non poteva mai superare il PIL, che gli dissi: professore, ma il debito è uno stock
è un fondo, il PIL è un flusso che c'entra. Io lo dico per dare un parametro, ma sono due cose che sono indipendenti. Poi mi fa una disoccupazione giovanile al 50%, esageri. Poi io gli dissi, ma dico, con questi alti tassi di interesse le piccole imprese soffriranno e chiuderanno. Lui mi disse, questo è quello che vogliamo, lì l'ho raccontato, questo è quello che vogliamo, perché vogliamo che chiudano tutte queste aziende che sono improduttive. Poi parleremo delle imprese italiane che sono improduttive. Invece, cioè, litigammo, me ne andai dall'amministrazione, me ne tornai negli Stati Uniti a fare delle cose. Nel 1988, alla fine dell'88, ci fu un convegno della sinistra sociale della democrazia cristiana di Donat Cattin, e io andai a dire queste cose e dissi, vedete, avevo fatto queste previsioni, si sono realizzate addirittura qualche mese prima di quello che erano stati i miei calcoli. Il PIL è stato superato dal debito pubblico, la disoccupazione giovanile era schizzata al 56% e la situazione era quella che era. Una giornalista del Manifesto, Norma Rangeri, mi intervistò e poi scrisse questo articolo che parlava dell'oscuro funzionario che aveva previsto le cose, se ne doveva tornare. Ci fu una campagna di stampa a mio favore. Morale, nella primavera del 1989 mi scrisse un certo Giulio Andreotti e mi disse, vogliamo cambiare l'economia del nostro paese, ci vuole dare una mano? E io risposi sì, molto volentieri. Mi convocò il suo braccio destro che mi chiese, dice, come dobbiamo cambiare l'economia di questo paese. E io gli dissi, guardi, lei si faccia dare il Ministero del Bilancio, che era il mio ministero, adesso non esiste più questo ministero, mi metta a capo della struttura, il resto ci penso io. E sai, quando si hanno 30 anni si dicono queste cose, no, ma era vero, pensando che poi non sarebbe successo niente. Invece, insomma, lì mi ricordo che ero in vacanza con la mia famiglia in agosto, mi vennero a prendere quegli elicotteri e mi fece, sono ministro del bilancio, mo che devo fare? Io ho detto, non ti preoccupare. E mi misi a capo sia di una struttura interna, quindi tutto doveva passare per il mio ufficio, sia di una struttura di 43 professori di università, e cominciamo a riscrivere la relazione previsionale e programmatica, da cui avevo lasciato l'amministrazione alcuni anni prima, che era un po' il documento di economia e finanza di adesso, eccetera. E lì cominciai a fare tutto un discorso che avrebbe portato, stavamo dunque nell'89, dicevo, avrebbe portato l'Italia a sganciarsi da certi parametri europei. Lavorai lì poco più di 2 mesi, poi arrivarono le telefonate dalla Confindustria, dalla Fondazione Agnelli, dalla Banca d'Italia. Ha telefonato persino Helmut Kohl al ministro del Tesoro Guido Carli per dire, guardate che lì c'è qualcuno che sta cercando di fare delle cose che fanno saltare tutti gli accordi che abbiamo preso. E quindi mi notificarono per la seconda volta che, sai, Galloni, bim bum ba. Vabbè, insomma, me dovetti andare nuovamente e andai a fare il direttore generale al Ministero del Lavoro, dove Donat Cattin mi offrì una direzione. Che cos'era successo nel giro di pochi mesi? Che Andreotti, come Presidente del Consiglio dei Ministri, da posizioni euroscettiche e filoamericane era passato su posizioni euroestremiste e anti-americane, per varie ragioni, su cui faccio delle ipotesi, anche se questo è un argomento oscuro. Quello che però voglio sottolineare, che c'è anche lì, tu c'hai la terza edizione del libro, fuori c'è la quarta, che ci sono altri aggiornamenti, che nelle memorie di Guido Carli, che era forse il personaggio, diciamo, l'economista più influente in quel periodo, a parte il mio maestro Federico Caffè, che era su posizioni opposte ovviamente,
si ricordano quei mesi quasi con le stesse parole che vi sto offrendo io stasera, seppure dall'altra parte della barricata. Cioè lui diceva: finalmente sono riuscito a convincere Andreotti che bisogna fare come dicono i tedeschi. Peccato che ci siano persone di notevole intelligenza che invece non capiscono niente. Vabbè, ogni riferimento è puramente casuale. Morale della favola, cos'era successo anche? Che Kohl si era messo d'accordo con Mitterrand, perché a Kohl premeva più di tutto, e questo è un suo merito, la riunificazione della Germania, che avrebbe indebolito la Germania riunificata almeno per alcuni anni. Mitterrand l'avrebbe appoggiato in questa riunificazione, però perché questa cosa avesse un senso bisognava deindustrializzare l'Italia, perché l'Italia era arrivata, e chi l'avrebbe mai immaginato, a superare l'Inghilterra come potenza industriale. Stava dando fastidio alla Germania, si stava avvicinando alla Francia, quindi occorreva privarla dei suoi due strumenti: uno, la svalutazione della lira, che non era uno strumento del tutto corretto, ma comunque fa parte dell'armamentario della politica economica. L'altro era intervenire sulla competitività e l'efficienza delle sue imprese, quindi bisognava che lo Stato non facesse investimenti in infrastrutture, bisognava che le banche non dessero credito alle imprese, bisognava che non ci fossero possibilità di investimenti in disavanzo con una sovranità monetaria, per cui dovevano aumentare le tasse. Quindi una situazione di questo tipo. Poi vedremo i risultati di questa scelta dell'89. Quindi chi ha tradito l'economia italiana sta a significare due cose: quelli che, per moralizzare il paese, perché si riteneva di dover sottrarre alla classe politica democristiana e socialista, corrotta e clientelare, e poi ve lo dico, era corrotta e clientelare, lo strumento degli investimenti pubblici, perché quello è lo strumento più importante che ha una classe politica. E allora si decise di togliere la sovranità monetaria, di abdicare rispetto alla sovranità monetaria. Ora, il problema qual è? Che la classe politica della Prima Repubblica era corrotta e clientelare. Questo era il suo difetto, era il suo limite. Però, piccolo particolare, rubavano sui profitti, creavano posti di lavoro e rubavano, creavano competitività e rubavano, creavano grandi imprese e rubavano, creavano imprese leader sul mercato mondiale e rubavano, ma rubavano sui profitti. Per togliersi di mezzo questa classe politica corrotta e clientelare, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una situazione in cui si ruba sulle perdite, si licenzia e si ruba, non si fanno investimenti e si ruba, non si è competitivi e si ruba. Ecco la differenza. Allora il mio maestro all'indomani del 1982 mi disse: caro Galloni, speriamo che non buttino via il bambino, cioè lo sviluppo economico, con l'acqua sporca, cioè la corruzione. Poco prima di scomparire mi disse: caro Galloni, hanno buttato via il bambino con l'acqua sporca. Io a distanza di anni posso affermare senza ombra di dubbio che il bambino è stato buttato via e l'acqua sporca ce la siamo tenuta tutta quanta. Questo è il dramma del paese. Con ciò io, se dovessi proporre un modello, direi un modello senza corruzione, ma con sviluppo economico. Teniamoci il bambino e buttiamo via l'acqua sporca. Troviamo il modo per fare una cosa del genere, se no non ne usciamo. Ma aver tolto alla classe politica il potere di decidere gli investimenti pubblici ha significato di avergli lasciato solo il potere di decidere le poltrone. E quindi è ovvio che abbiamo avuto una classe politica peggiore nella seconda Repubblica della precedente, perché mentre nella Prima Repubblica la classe politica doveva anche decidere gli investimenti e quindi andavano al Parlamento per fare cose,
a partire dalla Seconda Repubblica, cioè dopo il 92-93, i politici andavano lì, che potevano fare? Potevano gestirsi le poltrone, guardare i propri interessi, perché non potevano più decidere il futuro del paese. Il futuro del paese dopo l'89 è stato deciso dall'euroburocrazia europea. Questo è il problema. Il modello economico nel quale ci siamo andati a ficcare con quelle scelte è un modello economico in cui l'Italia, per accordi con l'Europa, prima i tassi semifissi, poi i tassi fissi, poi i tassi reversibili, quindi prima dell'euro ma in prospettiva dell'euro, non poteva più avere la leva del cambio. Quando un paese non può più decidere il suo cambio in base al problema dello squilibrio fra le esportazioni e le importazioni, per cui deve svalutare per esportare e deve ed importare di meno, deve rivalutare per esportare di meno e importare di più, che è una logica di solidarietà fra i paesi. Nel 1944, come vi accennavo all'inizio, fu la seconda cosa, prima avevo detto, la seconda cosa che fu decisa era quella che, pur nell'ambito dei paesi che facevano capo agli Stati Uniti d'America, però ci fosse una certa solidarietà. Se un paese doveva importare per dotarsi di una struttura industriale, essere indipendente da questo punto di vista, veniva aiutato dagli organismi finanziari, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, eccetera, eccetera. Dopo il 1979 il G7 del Giappone decise che ciascun paese doveva andare per conto suo, quindi era responsabile della propria bilancia commerciale. Inoltre è ovvio che se io svaluto e il mio vicino svaluta, anche lì lo strumento, e quindi l'unico modo per riequilibrare la bilancia con l'estero era quello di importare capitali in modo, a fronte di uno squilibrio della bilancia commerciale, avere un equilibrio della bilancia dei pagamenti. Ma per fare questo dovevi far crescere il tasso di interesse per attirare i capitali. Quindi il paese debole, come negli anni 80 era diventato l'Italia, doveva aumentare il tasso di interesse per attirare capitali, cosa che fu fatta con l'aumento del tasso di interesse sulle obbligazioni pubbliche, ma in questo modo si indeboliva ancora di più, perché come vi ho detto, tasso di interesse alto significa orizzonte temporale più corto, meno investimenti in innovazione tecnologica, eccetera. Invece il paese forte, e qui stiamo parlando della Germania, non potendo o dovendo rivalutare la propria moneta, poteva ridurre il tasso di interesse perché non aveva importanza per questo paese di importare i capitali, e quindi col tasso di interesse più basso poteva investire di più in innovazione tecnologica. Conseguentemente il paese forte diventava più forte, il paese debole diventava più debole. Questo era un modello insostenibile, tant'è che nel 1992 crollò. Da lì si aprirono i giochi che poi avrebbero portato all'euro. Essendosi obbligata l'Italia a non modificare il proprio cambio dopo la svalutazione del 92 ulteriormente, ed essendo caduti dopo il 92 i tassi di interesse sulle obbligazioni, non rimaneva che la terza via, la riduzione dei salari. Quindi si puntò sulla riduzione dei salari e la flessibilizzazione del lavoro per riequilibrare la bilancia dei pagamenti, o meglio la bilancia commerciale. E quindi cominciarono le politiche di flessibilizzazione del lavoro. Nel momento in cui la flessibilità, che era un'esigenza delle imprese e come tale doveva essere considerata, diventò invece che un vincolo un obiettivo, fu massimizzata, e la massimizzazione della flessibilità porta alla precarizzazione, che finisce per comportare per due motivi un danno alle stesse imprese, le quali in modo miope credono di aumentare i profitti pagando di meno la manodopera, il che è vero nell'immediato, ma è anche vero
che con retribuzioni più basse non aumenta la domanda, non aumentano le vendite, non aumenta la prospettiva di profitti, non aumenta la valorizzazione dell'impresa nel lungo termine, non si stabilizza il rapporto di forza fra l'impresa non finanziaria e le banche. Inoltre, a livello microeconomico, lavoratori troppo sottopagati implicano un peggioramento della loro performance per definizione, e siccome oggi per fare impresa non puoi non investire in tecnologie, in qualcosa del genere, come fai poi a metterle in mano a gente che lavora per 300-400 euro al mese? E quindi praticamente qui è entrata la responsabilità soprattutto dei sindacati, che invece di proporre, in cambio della flessibilità che doveva essere introdotta a mio avviso, aumenti salariali, per cui all'impresa sarebbe convenuto poi di mettere in regola i lavoratori, perché se il flessibilizzato costava di più, a un certo punto conveniva fargli un contratto a tempo indeterminato, se quest'ultimo era più basso come paga oraria, eccetera. Invece, aver puntato sullo scambio fra flessibilità e occupazione ha portato al disastro, perché quella occupazione è stata iperflessibile, cioè precaria, con le conseguenze che vi ho descritto prima. Perché i sindacati hanno promosso questo tipo di politica? Per una ragione molto semplice, che a fronte della flessibilità doveva entrare la formazione. E voi capite la differenza fra una formazione seria, quella che fa incontrare domanda e offerta, che è costosa, perché se io devo mandare un esperto per formare dei filettatori di trode a Bergamo, dove è stata aperta un'acquacultura, costa. Se io devo mandare una tecnica a Mendolana Marina, in provincia di Calabria, perché servono 5 orlatrici, ha un costo. Ma se io intruppo 50-60 persone dentro uno stanzone con dei computer per fare dei corsi fantomatici di informatica e degli pseudo professori di inglese che di inglese non insegnano nulla, e mi faccio pagare abbasso i costi e guadagno su queste cose. Quindi i sindacati, in cambio della spartizione della torta della formazione, hanno smesso di fare sindacati, cioè di lottare per gli aumenti salariali, che era stata la loro funzione storica, e hanno optato per la precarizzazione. Fino a tutti gli anni 70, quindi dopo la seconda guerra mondiale, il modello economico sul quale ci basavamo si riferiva a quella che noi economisti chiamiamo l'equazione o regola aurea di Cambridge. Che cos'è? Che i guadagni di produttività, ed è la questione fondamentale, debbono essere ripartiti tra gli aumenti salariali, quindi i lavoratori diventano classe media perché non hanno più un salario di sopravvivenza, non sono più proletari, insomma, ma hanno un di più perché partecipano dei guadagni di produttività, dei profitti. Le tasse, perché le tasse sui profitti servono per finanziare la scuola pubblica, i trasporti pubblici, la sanità pubblica, e quindi questo consente alla classe media di avere più risorse per i consumi. E poi c'è la parte, diciamo così, residua dei profitti. Con profitti così bassi, produttività alta e profitti bassi, che cosa succede? Che siccome la distribuzione dei guadagni di produttività va a favore dei lavoratori direttamente attraverso gli aumenti salariali, indirettamente attraverso la spesa pubblica, cioè le tasse, nell'immediato le imprese sono scontente perché il profitto non è elevato, cioè il proprietario è scontento, il manager è contento perché l'impresa si espande, ma nel tempo, nella prospettiva, siccome aumentano le vendite perché aumentano i consumi, aumenteranno anche i profitti e quindi aumenta il valore dell'impresa. Quindi gli stessi proprietari che sono scontenti del profitto corrente
però sono contenti del fatto che il patrimonio si rivaluta, perché la prospettiva di profitti futuri, eccetera. Questa è la regola aurea di Cambridge. Nel momento in cui si abbandona la regola aurea di Cambridge, che cosa succede? Che si punta alla riduzione dei salari, si ottiene la riduzione delle vendite, si hanno profitti elevatissimi oggi, ma le imprese devono licenziare manodopera, o meglio ridurre l'impegno di fattori produttivi di più di quanto non sia la riduzione della produzione. Quindi la produzione industriale si riduce, ma salari, occupazione e investimento si devono ridurre ancora di più, è su questo che si basa. Perché? Perché dopo il 92, quando crollarono, come vi ho detto, dopo la crisi del sistema monetario europeo, i rendimenti sulle obbligazioni e i tassi di profitto, noi economisti, soprattutto keynesiani, ci aspettavamo una ripresa dell'occupazione, e non veniva, finché abbiamo capito l'arcano. L'arcano era che in pratica, essendo crollato il mercato obbligazionario dopo il 92, era possibile fare sviluppare, come fu sviluppato, il mercato azionario. Quindi i grandi investitori istituzionali, fondi di pensione, eccetera, eccetera, non compravano più obbligazioni che avevano un rendimento basso, ma per garantire il rendimento che avevano garantito nel decennio precedente di alti tassi di interesse sulle obbligazioni ai loro sottoscrittori, dovevano avere dall'investimento azionario lo stesso tasso di rendimento, cioè il 7% netto più o meno. Il benchmark mondiale erano i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, no? Cioè i fondi di pensione americani, eccetera, si erano riempiti delle obbligazioni italiane durante gli anni 80, perché rendevano tanto, 7% in termini reali, cioè depurati dall'inflazione. Per avere quello stesso 7%, la proprietà, cioè i fondi pensione e gli investitori istituzionali, imponevano al management di ottenere questo 7%, se no te ne vai a casa. Quest'anno io voglio il 7% perché mi sono impegnato con i miei sottoscrittori a dare il 7%. Ora, questo 7% nei settori innovativi, che infatti trainarono il boom delle borse dal 92 al 2001, non è difficile, ma nell'80% dell'economia, cioè nei comparti tradizionali, è quasi impossibile avere il 7%, a meno che disinvesti, mandi via la manodopera più esperta e pagata, fai la precarizzazione selvaggia, distruggi l'economia. Quello hanno fatto gli investitori istituzionali e i fondi pensione negli anni tra il 92 e il 2001. Dopodiché che succede nel 2001? Inizia la crisi. All'inizio non ce ne siamo accorti, perché sono calati tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate di quell'anno i rendimenti azionari. Quindi è cominciata la speculazione a ribasso, un sacco di cose diverse, cioè si vendeva più di comprare, è cominciata la crisi sul mercato azionario, e una crisi in generale che dura tuttora. Però, piccolo particolare, di trimestre in trimestre, di semestre in semestre, di anno in anno, grandi economisti, compresi premi Nobel, centri di ricerca, studiosi, per la cronaca, tutti sui libri di paga delle banche, dicevano che c'era la ripresa di lì a poco. Allora le banche che facevano? Cosa fanno le banche quando hanno preso impegni con i loro sottoscrittori, con i loro clienti e non li possono mantenere? Fanno operazioni di derivazione, tipo catene di Sant'Antonio, cioè vendono qualunque cosa, con quello che ricavano di liquidità pagano gli interessi promessi ai sottoscrittori e poi aspettano che ci sia la ripresa per uscire da questa situazione iperspeculativa e scoperta. Ma come ho già detto, di 3 mesi in 3 mesi, 6 mesi in 6 mesi, avete visto la ripresa dopo il 2001? Non c'è stata. Erano previsioni basate sul nulla. Nessuno di questi grandi economisti, scienziati, osservatori, centri di ricerca, centri studi ha mai spiegato perché doveva cominciare questa ripresa l'anno prossimo, il trimestre prossimo, il semestre prossimo. Per cui siamo andati avanti 13 anni. In questi 13 anni di crisi sono stati emessi
800 mila miliardi di dollari di derivati, 3 milioni di miliardi di ulteriori titoli tossici. Il totale è 50 volte il PIL mondiale. Cioè abbiamo debiti, soprattutto delle banche, per 50 volte il PIL mondiale. Perché nel frattempo, alla fine degli anni 90, le banche hanno riconquistato la loro posizione di universalità, cioè non solo potevano e dovevano fare credito, ma anche entrare nei mercati finanziari. Allora, la sottrazione di sovranità monetaria agli stati, la universalità delle banche sono tutti fenomeni che hanno portato alla concentrazione finanziaria, ma soprattutto alla sottrazione di liquidità dall'economia reale agli investimenti finanziari. Nel 2008 si scopre che la massa della liquidità che le famiglie, le imprese e l'economia criminale, che fa parte del gioco, immettono nelle banche è diventata di meno di quella che le banche stesse, come soggetti finanziari speculativi, perdono nelle loro attività appunto finanziarie speculative. Quindi salta il sistema interbancario, ma le banche centrali di Giappone, la Fed e poi per ultima anche la BCE cominciano a fare autorizzazioni monetarie illimitate a favore delle banche. In questo modo si autorizzano mezzi monetari per 30.000 miliardi, quando con molto meno si sarebbe potuta agganciare la ripresa, facendo spese per pari importi in disavanzo, anzi per un decimo di questi importi in disavanzo. Ma quello non si può fare. La spesa in disavanzo non si può fare. Invece autorizzazioni monetarie illimitate a favore delle banche senza chiedere loro di smettere si può fare. Ne ricaviamo che le banche stanno controllando gli stati, stanno controllando le banche centrali, sono padrone del mondo. Nel 2013 scopriamo che non è così. Nel 2013 il Fondo Monetario Internazionale, il buon Mario Draghi e altri soggetti dicono alle banche: guardate che i vostri crediti sono per metà inesigibili, i vostri bilanci vanno per aria, adesso gli stati non devono più impegnarsi, noi non vi finanziamo più, mettiamo le mani sui soldi dei vostri depositanti, vi facciamo fallire, vi concentriamo secondo i nostri intendimenti. Quindi quelle banche centrali che in teoria erano partecipate dalle banche ordinarie, creando un'inaccettabile commistione fra controllanti, controllati, eccetera, incompatibilità assoluta, invece erano controllate dalla grande finanza, per la quale non è interessante il guadagno, il profitto dalle operazioni, cioè faccio un investimento, no? Questa è una logica da economisti o della finanza o meno, faccio un investimento, devo avere un guadagno. No, l'economia mondiale oggi non funziona più così, funziona in base ad algoritmi matematici, per cui il guadagno non è nel rendimento delle singole operazioni, come sarebbe in una logica economica, ma nel numero delle operazioni tenute avanti appunto da questi algoritmi matematici. Cioè, ma questi cosa ci guadagnano? Ci guadagnano che siccome incassano sulle operazioni, quelli li intascano i padroni della finanza e se li portano nei paradisi fiscali ed escono con 50, 60, 70 milioni di euro, dove se li vanno a godere nei paradisi fiscali, lasciando nel disastro i risparmiatori e le stesse banche, come abbiamo visto. Quindi questo è il mondo nel quale noi ci troviamo. Allora o spezziamo questa catena o non c'è futuro, perché gli stati, le famiglie, le imprese, anche se hanno capacità produttive e gestionali, non hanno equilibrio in termini di liquidità, manca comunque la liquidità.
gli imprenditori si suicidano non per i debiti, anche per i debiti purtroppo, ma per i crediti che non riescono a ottenere. Gli stati fanno bilanci al limite in equilibrio, ma poi a livello di cassa non hanno la moneta per pagare quello che si sono impegnati, non hanno ancora realizzato le entrate corrispondenti e quindi, come ho già detto, emettono nuovi titoli e quindi si indebitano ancora di più. Allora, gli stati drenano liquidità perché prendono le tasse e perché chiedono moneta in cambio di titoli. Le banche drenano liquidità dai privati che si sono indebitati con i mutui, con i prestiti, eccetera, eccetera. Quando va bene ti danno il prestito, quando ti va male non te lo danno nemmeno. Tutto questo va verso la finanza per essere sostanzialmente distrutto. Allora, come si pone fine a questa situazione? Con due politiche fondamentalmente. La prima è ripristinare la netta separazione tra i soggetti che devono fare credito alle imprese e alle famiglie e chi fa attività sui mercati finanziari. Qual è la differenza? Che se io li separo, un risparmiatore può anche decidere di affidare i suoi soldi là, però dopo si vince o si perde a seconda di come va l'investimento. Se invece, come adesso, tutta la liquidità va di là per essere, come dire, reinvestita in termini di numerosità delle operazioni, è chiaro che mancherà sempre la liquidità all'economia reale, con conseguenze gravissime. Ovviamente l'economia reale potrebbe produrre la propria liquidità anche con le monete complementari, con i sistemi di compensazione. Oddio, scusate, questo è molto malato perché è un telefonino dell'INPS e non funziona bene, non si può spegnere, se no non si riaccende e ogni tanto fa cose strane quando arrivano i messaggi. Dicevo, quindi in sostanza la prima cosa da fare è questa, quella della ripristinare la netta separazione. Finché non vedete questa cosa, stiamo parlando di aria fritta, facciamo convegni, conferenze, manifestazioni, indignazioni, trasmissioni televisive, ma non cambia nulla. La seconda cosa è ripristinare la sovranità monetaria. Allora, questo o avviene a livello europeo, quindi l'euro è in grado, una volta che ha sottratto la leva valutaria ai singoli stati, di mettere in atto un meccanismo di compensazione che gli accordi di Maastricht non hanno considerato, perché ogni paese doveva al massimo avere il 3% del disavanzo o avere il 60% del debito pubblico in rapporto al PIL, cioè tutte cose uguali per tutti, arbitrarie, perché non sta scritto da nessuna parte che debba essere questa o quell'altra la percentuale, e invece bisognerebbe introdurre un meccanismo di compensazione delle differenze, quindi un paese più disoccupazione ha e più deve poter essere autorizzato in termini di disavanzo per investire e valorizzare e utilizzare quelle risorse disoccupate. Se l'euro non fa questo, perché il disegno non è questo, e allora bisogna tornare alle valute nazionali, non c'è niente da fare se vogliamo sopravvivere. Poi se vogliamo morire moriamo, ma se vogliamo sopravvivere dobbiamo fare questa scelta. Ultima considerazione, così mi avvicino in qualche modo pure all'Electrolux. Noi in Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di imprese, di queste ce ne sono 500.000 che fanno buoni profitti, e poi ci sono quelle famose 4 milioni di piccole imprese che Andreatta voleva chiudere e che danno fastidio anche alla Germania in qualche modo, perché le sue piccole imprese non sono così efficienti come le nostre, le quali, nonostante che le banche non gli fanno credito, nonostante che devono pagare le tasse sulle perdite, nonostante che non fanno profitti, nonostante che hanno contro la pubblica amministrazione, nonostante che hanno una rete infrastrutturale deficitaria, non degna di un paese come questa, riescono a stare sul mercato. Perché riescono a stare sul mercato? Perché contraddicono la regola fondamentale dell'economia, che è quella del profitto. Non fanno profitto. O comunque, voglio dire, non è un profitto che il titolare guadagna come o meno del suo operaio, perché questa è la situazione diffusa nel quasi 90% delle nostre imprese. È un modello alternativo, attenzione. Non sono inefficienti,
come ci hanno raccontato i politici finora. È il contrario, sono portatrici di un modello diverso, che non è un modello di profitto, è un modello di controllo delle risorse reali, è un modello che consente di dare a ciascuno un ruolo nella società, un ruolo produttivo, un lavoro, di prospettare per sé o per i propri congiunti una prospettiva. È un po' come, vedete, a Caporetto i soldati disubbidirono agli ufficiali, disubbidirono alle regole e scapparono. Se non fossero scappati sarebbero stati catturati dai tedeschi, dagli austriaci e portati via e finiva la guerra così. Invece loro scappando hanno salvato l'esercito che poi si era organizzato e ha vinto la guerra. Io credo che questi 4 milioni di eroi ci faranno vincere la guerra se gli diamo una mano a livello politico con un programma e quant'altro. Perché è l'alternativa, è un modello alternativo, un modello di economia reale che è diverso dall'economia finanziaria, completamente diverso, completamente alternativo, completamente autonomo. Allora, nessuno vuole tenere in piedi delle imprese decotte, ma l'Electrolux non è decotta. L'Electrolux ha bisogno di strategie valide, che non sono quelle soltanto di abbassare i salari, perché quella è la via maestra per prendere tempo, ma non per risolvere il problema di mercato o di produttività delle aziende. Allora, ci sono 2 strade, a mio modo di vedere. La prima è la seguente. Voi avete visto quanto ci scandalizziamo, ci stracciamo le vesti, quante trasmissioni televisive, dibattiti, pure la ministra Kyenge, eccetera, eccetera, per il fatto che sbarcano parecchie migliaia di extracomunitari Lampedusa e dintorni. Com'è che nessuno dice nulla del fatto che la popolazione residente cresce di 250.000, 300.000 unità, non di qualche migliaio, mentre diciamo gli italiani abbiamo un saldo negativo fra nati e morti? Ah, che palle questa cosa qui, scusate. E nessuno dice niente, sono immigrati comunitari, quello è il grosso problema. Potremmo farne una forza, potremmo fare un ragionamento, sono soprattutto rumeni, come sapete. Allora, la loro domanda di elettrodomestici qual è? L'abbiamo studiata, l'abbiamo capita? Si vengono a sistemare da noi, comprano le lavatrici, comprano i frigoriferi. Questo è un ragionamento. La seconda cosa è molto più importante. L'Italia è depositaria di 2 brevetti straordinari dal punto di vista tecnologico per l'utilizzazione di rifiuti quale carburante di una filiera produttiva a valle della quale c'è il syngas, che è un gas che può servire per vari usi, elettricità, inerti e fertilizzanti. E la caratteristica di questi 2 brevetti che hanno rispettivamente l'Ansaldo e l'Italgas è che in un caso addirittura non c'è nemmeno emissione di anidride carbonica perché avviene tutto all'interno, nell'altro caso c'è emissione di anidride carbonica. Praticamente si conferisce qualunque tipo di rifiuto e si producono queste cose. Quindi in sostanza noi avremmo non una tassa, ma un guadagno dal conferimento della cosiddetta immondizia, dei rifiuti, soprattutto questo è stato fatto per i rifiuti solidi urbani. Non avremmo in giro, adesso io non so qui, ma dico parlo di Roma, parlo eccetera, tutti questi camion e cassonetti, che è una cosa schifosa, a parte le discariche che è una cosa inquietante, anche per i suoi risvolti politici. E avremmo energia elettrica gratis per le abitazioni, non basterebbe per gli usi industriali. Perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo? Non lo facciamo perché ci sono degli interessi. Io sono 20 anni, per esempio, che nel Lazio faccio presente la situazione dei Cerroni. Cioè, praticamente questi controllano pacchetti di voti, gestiscono le discariche nel modo peggiore immaginabile, superati solo dalla Campania, che è la famosa terra dei fuochi. Possibile che non c'è mai stato un politico di destra, di sinistra, di centro, che il diavolo se lo porti, qualunque tipo, che invece abbia
proposto un programma alternativo per una città che è la capitale mondiale del turismo, dei giacimenti culturali e archeologici del pianeta, e non siamo capaci di fare un piano di questo tipo. Se noi facessimo un piano per questi apparati di pirolisi, noi potremmo diventare leader mondiali di questa cosa, perché la economicità di questi apparati non deriva dalla loro dimensione, ma dalla loro numerosità, perché diciamo che raggiungono livelli di economicità con quartieri, paesi, raggruppamenti di paesi di circa 20.000 abitanti. Dopodiché non aumenta particolarmente, ma con 20.000 persone che conferiscono i loro rifiuti medi si alimenta l'apparato in modo di avere energia elettrica gratis nelle case, non pagare il conferimento stesso, non dover avere camion e cassonetti o discariche. Ecco, cosa osta a un progetto del genere? Gli equilibri geopolitici del pianeta, perché il paese che sarà leader mondiale di questa cosa romperà gli equilibri che oggi sono in ballo fra americani, francesi, israeliani e tedeschi, che sono depositari di brevetti alternativi. Queste sono le grandi sfide della politica, cioè la sovranità monetaria, la separazione bancaria e una gestione diversa della tecnologia. Grazie.